Definito per grandi linee il programma della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 18 gennaio nella nostra città in occasione della cerimonia di apertura dell'anno di Capitale Italiana della Cultura. Mattarella, secondo un cronoprogramma ancora riservato, dovrebbe arrivare nella città dei Templi in elicottero intorno alle 10:45 per recarsi immediatamente al Teatro Pirandello e presiedere la cerimonia inaugurale. Mattarella in questa trasferta in terra agrigentina sarà accompagnato anche dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Sarà una permanenza piuttosto breve, poco più di un'ora, quella del Presidente della Repubblica nella nostra città. La cerimonia prevederà un'apertura all'esibizione dell'inno di Mameli da parte degli allievi del Conservatorio di Musica Toscanini di Ribera, quindi saluti istituzionali, confermati alcuni brevi momenti di intrattenimento con l'esibizione dell'attore Gianfranco Iannuzzo, del chitarrista Giovanni Buzzurro. Secondo programma, la partenza di Mattarella da Agrigento è prevista per le ore 12, nonostante le richieste della Prefettura di trattenere ulteriormente il Presidente fino al pomeriggio, quando alle 15:30, alla presenza del Ministro Giuli, si terrà l'inaugurazione della mostra d'arte I Tesori d'Italia presso la Villa Aura nel cuore della Valle dei Templi. Quindi la cerimonia del 18 gennaio ad Agrigento, che per l'anticipazione il giorno 14 gennaio della presentazione ufficiale del programma a Roma, città in cui sono previste ben 2 conferenze stampa degli eventi in calendario. Dalla giornalista Simona Cangelosi nella mattinata del 14 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Alle 10 il sindaco Miccichè e il management di Agrigento, capitale della cultura, presenteranno ufficialmente al ministro il programma completo degli eventi dell'anno 2025. Un'altra conferenza stampa si terrà nel pomeriggio alle 15 presso la sede della stampa estera del Palazzo Grazioli in via del Plebiscito.